Il suo brano musicale preferito? Beh, io vado per i grandi classici, perciò Tu scendi dalle stelle, quelle cose che ricordiamo fin da bambini. La regia è quella della regione, il binomio tra il settore cultura e alla sanità. Si chiama Natale con un sorriso, progetto che quest'anno entra negli ospedali di tutto il Veneto, in corsia dal 7 al 30 dicembre. Infatti, la musica con i concerti dei grandi classici. La musica sappiamo che è non solo una medicina dello spirito, ma anche una medicina del fisico. Per questo motivo abbiamo ritenuto importante poter allietare anche tanti pazienti dei nostri ospedali con degli spettacoli musicali, e nel fare questo abbiamo un circuito come Arteven che è assolutamente preparato per andare non solo nel territorio ma anche in tutte le nostre strutture sanitarie della regione. Hanno aderito tutte le OSL del Veneto. Serate in cui i medici e i pazienti diventeranno semplicemente musicisti accanto al violinista dell'orchestra della Fenice. In particolare un quartetto d'archi di medici di Feltre che mi hanno proprio chiesto espressamente di poter contribuire a questa manifestazione con una loro performance. Quindi un trio di jazzisti da Bassano con musicisti anche da Treviso, Padova, Venezia e altri strumentisti medici di Rovigo, solo per citarne alcuni. Programma che in contemporanea esce dagli ospedali per approdare anche nelle piazze e teatri di tutta la regione fino al prossimo 6 gennaio grazie al contributo di Arteven. Il progetto però parte da spettacoli tipo Grand Gala du Cirque del Teatro Toniolo a fine anno, che è il Cirque du Soleil, al coro di volontari che cantano le canzoni di Natale, quindi è un programma molto molto ampio. Sono 42 i comuni che aderiscono e 21 unità ospedaliere, quindi è un programma molto capillare, va in tutto il Veneto.